queste cose non mi chiedere nulla, voglio essere sorpreso dalle tue domande, non me le dire. Vabbè. Era solo le scuole, cioè queste cose che facevi. Come ho fatto? Potrebbe essere interessante parlare un pochino di cucina interna, di come si fa un libro, come si fa questo libro. A me piacerebbe questo, se interessa. È molto diverso. Cioè come è venuta lì? Cioè, io volentieri andare 9 volte a Mondragon. Musica. Magari 9 volte. Magari 9. Buonasera e bentornato a Federico Fubini. Grazie. Siamo orgogliosi e siamo grati a Federico Fubini per aver accettato l'invito a tornare a Valdagno. Le serate insieme con lui sono sempre dense, intense, di quelle che lasciano un segno. Però così lei spaventa il pubblico. No, ma figuriamoci. Beh, noi abbiamo un bellissimo ricordo, ad esempio, della serata in cui ci presentò La Via di Fuga. Personalmente, veramente mi ha lasciato un segno particolare, quindi davvero è un privilegio per noi averlo qua e avere una nuova occasione per riflettere insieme con lui. E il libro che ci presenterà questa sera è il suo ultimo libro, che è uscito appena 15 giorni fa, quindi è proprio fresco di stampa, motivo in più per essere grati a lui per essere qui. Il titolo è La maestra e la camorrista ed è una specie di riflessione, inchiesta sull'immobilismo della società italiana. Siamo un paese di pietra, in cui la mobilità sociale è praticamente inesistente, in cui le famiglie più ricche e le famiglie più povere sono sempre quasi le stesse. Siamo un paese in cui il saldo demografico è drammatico. Siamo sempre più vecchi e nascono sempre meno bambini. Siamo anche un paese in cui culturalmente piuttosto fragile, e lo dimostrano le percentuali di diplomati e di laureati che sono tra le più basse di tutto l'Occidente. Ma siamo anche un paese in cui i giovani hanno un livello di fiducia verso se stessi, verso il futuro, verso il prossimo, molto diverso a seconda dell'ambiente familiare e sociale in cui vivono. E l'ha dimostrato, è un dato questo che Federico Fubini ha testato personalmente attraverso una serie di interviste e indagini che ha personalmente condotto in alcuni istituti scolastici in zone sensibili, zone significative d'Italia. Quella quindi di Federico Fubini è un'analisi che è tanto sconcertante quanto vera, crudemente vera, la descrizione di un paese che è nel pieno di un cortocircuito dal quale sembra impossibile uscire, che non ci dà scampo. In realtà le soluzioni Federico Fubini le ha individuate e partono dal sistema educativo, dalla cultura, per poter dare una speranza alle nuove generazioni che invece di speranza sembra impossibile potergliene dare. Speranza e delle prospettive per uscire da questa spirale in cui ci stiamo ficcando, di indebolimento, di inaridimento sociale, culturale, demografico della nostra società. Grazie quindi di nuovo, ma davvero, a Federico Fubini, spero di non avere spaventato nessuno, ma non penso, per essere qui in questa serata che è stata organizzata dal Comune di Valdagno insieme col network Guaniscinete, come sempre al grande importante sostegno di Amer, di Francesco Battistella, in questa serata che sarà condotta e sarà avviata dall'amico del network, dall'amico di Valdagno, Luca Romano. Bentornato. Direttore di Local Area Network.
Se volete acquistare il libro di Federico Fubini lo potete fare, in fondo alla sala c'è un punto vendita a disposizione. E naturalmente invito sempre tutti quelli che non l'hanno fatto ad iscriversi alla nostra mailing list per restare aggiornati sui nostri prossimi eventi. Prima di cedere la parola a Luca Romano, lascio il microfono all'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Valdagno, Liliana Mignani, per un saluto dell'amministrazione. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti. Il mio compito è quello di portare i saluti ovviamente dell'amministrazione comunale e avendo, come dire, spaziando su vari campi, questa sera il piccolo intervento lo vorrei fare strettamente legato all'istruzione. Prima Monica diceva il libro è così fresco di stampa che quasi sa odore di inchiostro, visto che nel suo libro inizialmente lei fa quei bellissimi riferimenti alla cantina Antinori di Firenze, dove qualcuno impara a fare il vino o ama fare quella professione perché ha imparato a sentire in continuazione degli odori. Mi chiedo se è vissuto in mezzo all'inchiostro, ma ovviamente è una battuta scherzosa e lei l'ha capito bene. Ma tra di noi che abbiamo uno stretto legame con Valdagno, e Valdagno era l'industria Marzotto, credo che tutti ricordiate quell'espressione che si usava quando qualcuno doveva entrare a lavorare in fabbrica e magari avendo dei genitori si usava l'espressione "che do il cambio a mia mamma o a mio papà", no? Cioè, in qualche maniera uno esce dalla fabbrica e qualcun altro ne entra, quasi a indicare proprio quell'immobilismo di cui si parlava, per cui si era in automatico messi dentro a una classe di lavoro che era uguale a quella che era stata quella dei nostri genitori. Poi a Valdagno le situazioni economiche sono cambiate, per cui non c'è più nessuno che dà il cambio a qualcun altro in stabilimento della Marzotto, ma non per questo è meno vero quello che viene detto nel libro del nostro ospite. Devo dire di averlo letto con attenzione, pensando alla mia carriera di insegnante da una parte, ma anche con altre attività che sono quelle della mamma e poi della nonna, e poi in generale di un impegno nell'amministrazione comunale a favore anche delle generazioni più giovani. E non posso che concordare, è chiaro che non si può che concordare, ma mi ha molto colpito e mi ha fatto ricordare tante cose del passato, tutta una serie di dati riportati relativamente alla situazione dei bambini e alla loro situazione linguistica, il fatto che già da quando sono molto piccoli hai la possibilità di creare delle condizioni, o probabilmente quelle condizioni non ci potranno più essere nel cambiamento sociale. Lo dico perché ho avuto la fortuna di insegnare per molti anni nella scuola elementare, dove ancora un'azione probabilmente bisognerebbe averla fatta, come dice il nostro ospite, ancora prima, ma era ancora possibile. E quindi io non posso che vedere nella grande attenzione per il mondo dei bambini, dei più piccoli, uno dei pochi strumenti che noi abbiamo ancora in mano per crearla, quella mobilità sociale, per creare quella fiducia nel futuro di cui tutti abbiamo bisogno, perché se no effettivamente, come diceva Monica prima, i dati anagrafici demografici in Italia ci parlano di difficoltà. Io li vedo come assessore alla pubblica istruzione nella proiezione demografica che il nostro comune avrà nei prossimi anni, per cui nel giro di 10 anni la natalità è calata moltissimo e quindi ci saranno delle ripercussioni importanti nel tessuto sociale, senza parlare di quanto poi invece cambia la mappa
nelle scuole dell'infanzia, anche di un comune come il nostro, relativamente alle provenienze dei bambini, perché abbiamo delle scuole nelle quali il 70% dei bambini, parlo di scuole materne, non hanno l'Italia come paese di provenienza, ma ne hanno altri, e nelle quali le insegnanti si trovano con difficoltà a gestire un problema che non è indifferente, cioè quello della lingua, perché essendo tante isole diverse di provenienza, tanti stati diversi, i bambini parlano tra di loro la loro lingua madre, non conoscono l'italiano e difficilmente entrano in rapporto anche con gli insegnanti. Quindi è una sfida assolutamente importante quella che dovremo condurre nei prossimi anni, una sfida sulla quale io credo noi giochiamo il nostro futuro, non solo economico, che è una parte importante del nostro futuro, ma anche il nostro futuro di relazione all'interno di una società. Vi ringrazio, buonasera. Allora entriamo nel vivo. È stato detto che il libro è freschissimo, quindi premetto una brevissima fotografia di quello, delle tesi che sono espresse. Fubini non ha bisogno di presentazioni, attualmente nel Corriere della Sera ricopre anche la carica di vice direttore, quindi una consuetudine di venute a Valdagno corrispondono anche a diciamo così, riconoscimenti professionali che sono assolutamente centrati per un giornalista che gradualmente sta acquistando un profilo di uno spessore insolito per la fase che sta attraversando la carta stampata. Sarebbe un argomento su cui dedicare un'altra serata. La tesi di questo libro solleva un problema ciclopico per importanza, che il nostro è un paese nel quale la mobilità sociale è assolutamente congelata. Questo tema, lo sappiamo, spesso viene sollevato con riferimento agli anni della crisi economica, però nel libro, e questa è un po' la prima sorpresa, si trova un approccio, possiamo definirlo così, un po' dal grande storico francese, di tipo brodeliano, di lunga durata. Il tema della disuguaglianza cristallizzata in Italia, secondo l'autore del libro, è addirittura riconducibile, in virtù delle fonti statistiche, perlomeno al 400. Appunto la prima sorpresa è che il libro si apre con una indagine, questa davvero originale per le abitudini insomma del nostro giornalismo, mescolando metodologia storica con analisi del presente. Fubini scopre che nella sua Firenze già nel 400 il segmento di famiglie ricche, tra cui i famosissimi Antinori, corrispondono quasi del tutto nominalmente, ma sicuramente quantitativamente, al segmento ricco delle famiglie fiorentine attuali, come pure il segmento di chi non aveva nulla nel 400 o non dichiarava nulla al catasto, che allora veniva attivato proprio per affrontare una crisi economica, corrisponde al segmento della stratificazione sociale di chi è in basso anche nei nostri anni. E la cosa, diciamo così, veramente intrigante è che
l'inchiesta è stata portata con i protagonisti, con tentativi telefonici di ricostruire i percorsi familiari anche nell'attualità. Quindi tabulati Agenzia delle Entrate 2016 con tabulati Catasto 1437. È un'operazione che credo sia unica al mondo, che è stata tentata i catastri tra l'altro di allora probabilmente erano anche più precisi quelli di oggi. La tesi quindi è una tesi legata molto alla situazione attuale del nostro paese, ma viene anche ricondotta a uno sfondo storico di lunga durata, sul quale Fubini innesta due tipi di riflessioni. Cioè, la prima è che non solo l'Italia è caratterizzata da una mancanza di ascesa sociale, quindi di mobilità dal basso verso l'alto, sogno americano, cultura del sacrificio, condotta ascesi weberiana, ma è caratterizzata anche dal fenomeno opposto, cioè che chi sta in alto non scende mai. Perché? E qui c'è una riflessione interessantissima, forse anche quella più ricca di spunti problematici su quali si affollano gli interrogativi, per le quali quanto conta il problema quindi della ereditarietà degli elementi materiali, che sicuramente conta perché disporre di enormi patrimoni nella storia poi il trasferimento familiare si caratterizza sicuramente per una continuità molto forte. Ma quanto conta anche la questione della, a volte viene definito del talento, a volte della motivazione personale, dello spirito individuale, della forza del soggetto. E qui effettivamente le questioni che il libro costruisce sono interessantissime, perché questa è una parte che a me, diciamo che professionalmente proprio cerco di fare il sociologo, ha molto stimolato nella poi analisi sull'attualità. Viene verificato costantemente quanto sia potente l'influsso dell'ambiente in cui viviamo rispetto alla forza di rottura delle condizioni oggettive che l'individuo, il soggetto, la persona, l'io, riesce a, diciamo così, da cui riesce a liberarsi per fare una ascesa della sua situazione. E qui, diciamo, proprio per chi è appassionato di queste questioni, io sono veramente rimasto suggestionato, ed è un po' la prima cosa che chiedo all'autore. Le sue tesi vengono argomentate sulla base di sperimentazioni in contesti molto concreti. Quindi le scuole del sud, le scuole del nord, si comincia da ragazzini con diciamo 5-6 anni, per scendere anche ai ragazzini che ne hanno meno, sulla base proprio delle teorie, delle basi cognitive dell'infanzia, per cui la diciamo performatività della personalità avviene nella fase sotto i 4 anni, quindi è lì che bisogna verificare che cosa succede se il bambino viene completamente diciamo così assimilato alle strutture ambientali e ai contesti sociali in cui si trova, oppure se con la scuola o con, diciamo, cose anche con la famiglia, ma con delle alleanze, diciamo così, atipiche, riesce a trovare una via
diciamo, diversa da quella che il contesto gli avrebbe sostanzialmente pianificato come ineludibile. Quindi questo scenario viene costruito con una meticolosa comparazione tra contesti sociali diversi, Milano, Pavia, Napoli in primo luogo, e con diciamo, la controprova che l'ereditarietà è dovuta non tanto a elementi, diciamo così, genetico-biologici, ma proprio alla potenza del contesto. Quindi è l'ambiente in cui viviamo che determina comportamenti e riesce a sopraffare o in situazioni diverse a non sopraffare la capacità dell'io. Tanto è vero che su alcune questioni, per esempio nell'analisi fatta nel napoletano sulle scuole, c'è una dimostrazione appunto statistica inoppugnabile per cui sia i bambini di famiglie, diciamo così, normali, sia i bambini di famiglie diciamo a contatto con situazioni illegali, proveniendo da ambienti uguali, hanno comportamenti simili. Quindi un tema di grandissima rilevanza sociale e politica, rapportato a una interpretazione che solleva, insomma, molti angosciosi dilemmi rispetto a cui dobbiamo veramente interrogarci. Su tutto questo scenario poi arrivano delle variabili di ulteriore complessità, nel senso che, appurato che l'Italia, nella cosiddetta curva del Grande Gatsby è l'eroe americano della letteratura americana che da poverissimo diventa ricchissimo, quindi è un po' l'emblema dell'ascesa sociale e poi riprecipita, quindi diciamo della mobilità sociale. Il criterio del Grande Gatsby è il principio secondo cui diciamo, i sistemi paesi vengono misurati in termini di disuguaglianza assoluta e relativa, capacità di mobilità e quindi elasticità nella capacità di accumulazione della ricchezza, e viene fuori che l'Italia non ha paragoni a livello mondiale rispetto al tasso di disuguaglianza, che comunque diciamo, non è straordinario o non è straordinariamente diverso da quello anche di altri paesi, ma accoppiato a una anelasticità dei redditi e quindi a una rigidità dei due poli della disuguaglianza che invece è molto superiore a quella degli altri paesi. Poi ci sono dei capitoli assolutamente godibili, ma proprio dal punto di vista intellettuale, per anche esperimenti costruiti quasi a tavolino con diciamo delle figure proprio studiate di bohemien violinisti nella metropolitana di Roma per misurare i comportamenti diciamo così, delle persone, dei pendolari, rispetto a queste figure che diciamo, portano a molte riflessioni anche sul nostro rapporto con diciamo così, l'alterità degli esclusi, che in questo caso appunto in questa pianificazione sono dei finti esclusi, ma proprio per ricostruire alcune dinamiche che poi sarà interessante vedere. E l'altra variabile è che introduce Federico è quella della novità non positiva che questa rigidità sociale del nostro paese dal 2016 sostanzialmente si declina anche dal punto di vista del raffreddamento demografico. Fino al 2015 siamo cresciuti,
Nel 2016 l'Italia ha perso circa 300.000 abitanti, nel 2017, l'Istat ha pubblicato qualche giorno fa, abbiamo perso altri 100.000, un altro 100.000 persone. Cosa da addebitare? Ovviamente sia alla diminuzione della natalità, ma anche a un fenomeno che è la terza variabile che complessifica l'affresco straordinario che questo libro fa, sul fatto che gli immigrati mutuano dalle popolazioni ospitanti i comportamenti sociali. Cioè, fino a qualche anno fa gli immigrati hanno salvato la bilancia demografica del nostro paese, nel senso che avevano una media di prolificità superiore, ma lentamente si stanno adeguando, e non è un fenomeno solo italiano, ma accade in tutti i paesi, si stanno adeguando a abitudini, costumi, e quindi anche gli immigrati stanno assumendo comportamenti familiari paragonabili ai nostri. Io darei la parola all'autore, mi riservo alcune domande su alcuni dubbi e su alcuni problemi che mi ha suscitato il libro più avanti, e in particolare gli chiederei di spiegare come è stato costruito questo libro, visto che sono stati citati decine e decine di viaggi per l'Italia per organizzare esperimenti e comparazioni. Scusa Luca se ti passo dietro. E allora, con questo vado? Sì. No, ma sto in piedi. Sto in piedi così vedo anch'io. Allora, intanto veramente grazie a tutti voi che siete venuti in una serata freddissima a sentirci. Grazie agli amici di Guanci, Comune di Valdagno, Luca, Amer, mi fa sempre enormemente piacere essere poi in un posto bellissimo dove si mangia bene, e dunque è un regalo che mi state facendo. Allora, non vi voglio spaventare, però mi sono fatto delle slide con la consulenza di mia moglie, che è molto più brava di me con PowerPoint, se le possiamo montare. Sì, ma sono già montate. Sono già montate, perfetto. Così potete capire, perché in realtà quello che ho fatto è una cosa veramente molto pratica, molto pratica. Luca ha avuto delle parole generosissime nei miei confronti, ma la verità... Dove vai? Stai qua. Ti vuoi sentire? La verità è che io sono un giornalista, non sono un professore, non sono un teorico. Ho bisogno di verificare le cose, dunque un po' di Firenze avete sentito, non ci sono cose su Firenze, vi dico solo che c'era questo catasto del 1427, chiaramente il Comune di Firenze doveva tassare, è stato informatizzato, dunque in un foglio Excel si riesce a vedere meglio, si organizza, e la cosa che mi aveva colpito non solo la permanenza dei redditi e dei patrimoni, sostanzialmente quello che ho fatto con i redditi di oggi, chiaramente è il Comune di Firenze che me li ha dati. Mi sentite? Così? Meglio? C'è un gelato? Ok. È il Comune di Firenze che mi ha dato questi redditi. Sostanzialmente quello che ha fatto è che non è che poteva darmi il reddito di Federico Fubini nell'anno X, però immaginiamo che c'era una famiglia di Jacopo Fubini del 1427. Questi arrivavano e dichiaravano il numero di bocche da sfamare, perché c'era un sistema di deduzioni e detrazioni in base al numero di bocche da sfamare. Mi sentite? E dunque la famiglia, patrimonio e reddito di quell'anno, e dunque c'è scritto in fiorini, e si può vedere a quanto corrispondeva la paga di un operaio di un giorno, dunque più o meno capire il potere d'acquisto di questi fiorini. E sull'anno di imposta, che ammetto è il 2011, dunque non recentissimo, forse il 2012, quello che ho fatto è
Immagina che a Firenze ci sono almeno 6 fubini, cioè almeno 6 persone con lo stesso cognome che hanno fatto la dichiarazione dei redditi. Se ci sono almeno 6 fubini o magari 11 fubini, il comune mi ha dato la media dei redditi di quegli 11 fubini. Ovviamente il patrimonio non c'è perché non c'è nel 740, però c'era questo. Allora, quello che ho visto è che effettivamente c'è una certa permanenza. Ho telefonato a un sacco di persone, molti mi hanno riattaccato il telefono in faccia, devo dire soprattutto quelli che stavano in basso all'epoca e oggi, cioè quelli con 6 cognomi con reddito medio 9.000 o reddito medio 7.000 che c'erano, ed erano quelli che dichiaravano non ho nulla nel 1427, hanno teso a riattaccare in faccia. Insomma, ho fatto questo lavoro, e quello che mi interessa dire adesso, a parte la generosissima grazie presentazione di Luca, è che la cosa che mi ha colpito, al di là della persistenza, è la persistenza non solo del livello sociale, ma del mestiere. Dunque i vinattieri sono produttori di vino, gli artigiani sono artigiani, eccetera, eccetera. Dunque questa persistenza che non è solo patrimoniale o di reddito, ma è anche dell'arte che uno ha. Allora, alle persone che mi hanno parlato, che non erano poi molte, in realtà sono state 2 famiglie, una del ceto medio e una in alto, quello che ho chiesto, a un certo punto gli ho chiesto a queste persone di dirmi il primo ricordo della loro vita. E ora, pensateci un attimo, io il primo ricordo della mia vita mi sono appoggiato all'indietro pensando che ci fosse di essere su una sedia, ero su uno sgabello, ho battuto la testa. Molto spesso sono dei ricordi traumatici. Il primo ricordo della vita di queste persone erano ricordi sensoriali legati al mestiere dei padri o dei nonni. L'artigiano che si ricorda l'odore della calce della bottega artigiana del nonno, che poi è stata del padre, che poi è stata la sua, il produttore di vino Antinori che si ricorda l'odore delle cantine il giorno in cui i soldati tedeschi ritirandosi avevano rovesciato il vino dalle botti. Allora ho iniziato a pensare, e Luca fai bene a sottolineare quella parte, che c'è in questa immobilità sociale italiana, devo dire il Veneto nei dati è la regione più mobile, forse perché è anche la regione con più alta crescita, dove dunque si aprono più spazi, che c'è una trasmissione del reddito ma anche del mestiere che va al di là semplicemente degli aspetti materiali, della raccomandazione, dunque delle reti sociali, ma che è anche una trasmissione che parte appunto dai ricordi sensoriali della prima infanzia, che è una formazione che viene dalla prima infanzia, dunque dal modo di gesticolare, dal modo di parlare, dal modo di approcciarsi agli altri, dall'essere o non essere in soggezione con una persona socialmente più importante di sé, dunque affrontare un'intervista di lavoro in un modo o in un altro, un esame all'università in un modo o in un altro. Una maestra mi ha scritto una lettera bellissima l'altro giorno che ha letto il libro, mi ha detto: io sono di una famiglia umile e ho sempre avuto la sensazione che l'intelligenza del figlio di un operaio valga meno dell'intelligenza del figlio di un professore universitario, ed è purtroppo molto vero. Siamo una società più classista di come pensiamo di essere, salvo che i canali della preservazione dei ceti in Italia non hanno quegli aspetti espliciti che ci possono essere. Per esempio in Gran Bretagna si entra a Oxford e Cambridge perché tuo padre è a Oxford e Cambridge, o negli Stati Uniti dove entri all'Ivy League perché tuo padre ha fatto l'università di Stanford, dunque lui è un alumnus, dunque in qualche modo ha pagato qualcosa, insomma tu entri a Stanford anche te, lui si può permettere di pagarti, dunque c'è questa preservazione di questo tipo qua. Da noi ci sono questi canali più sottili. Allora ho detto va bene, e qui entro nei dati, devo fare degli esperimenti, devo andare a vedere questi ragazzi. Avevo capito che tutto nasce nella primissima infanzia, sulla base delle risposte. Allora ho detto va bene, devo fare un primo esperimento. Ho fatto un esperimento con ragazzi di 16-17 anni. Vado veloce così lascio un po' di spazio. E allora devo trovare ragazzi di non solo ceti sociali diversi, ma di contesti diversi,
dove il bagno sensoriale della prima infanzia è completamente diverso. Allora, poiché sto diventando un po' fanatico di lavorare con i dati, ho detto qual è il comune d'Italia col più alto tasso di violenza nel momento in cui nascevano questi ragazzi. L'ho trovato Mondragone, provincia di Caserta, dove un sacco di omicidi di camorra 18 anni fa, quando sono nati i ragazzi su cui ho fatto l'esperimento. Dunque queste famiglie dove a un certo punto l'estorsione dei clan locali è arrivata non solo agli esercizi commerciali ma anche alle famiglie. Dunque si viveva in questa situazione così compressa e questi ragazzi sono cresciuti in questa situazione così compressa. Allora lì ho fatto un questionario. Questa è la scuola. Questa è la scuola, è un istituto Stefanelli, si chiama, è un istituto professionale. Le persone sono di origine umile perché solo il 7% ha un genitore laureato. Solo il 7%, mentre chiaramente è parecchio sotto la media italiana ed è parecchio sotto la media degli altri. Avevo bisogno di un confronto, no? A questi ragazzi ho fatto delle domande, gli ho dato dei questionari e sostanzialmente l'ho fatto anche al liceo Parini, che è un liceo classico di Milano Brera, dove potete vedere che, non so, forse si legge un po' piccolo, però sostanzialmente l'80% dei genitori ha almeno la laurea o qualcosa di più. Poi sono stato al Ghislieri. Il Ghislieri è questo istituto universitario super selezionato, dove cioè, si entra con una selezione, la signora lo conosce, che è più o meno di 1 su 1000, cioè bisogna essere bravissimi per passare l'esame di ingresso, e ancora lì vedete, ed è veramente meritocratico, cioè non è che si entra per raccomandazione, però voi vedete, questi sono i titoli di studio dei genitori, almeno metà, credo questi siano i padri, se non ricordo male, almeno metà dei padri hanno almeno la laurea, che naturalmente in Italia c'è una media dei laureati del 16% della popolazione. Apriamo un pochino. Ah, si può? Sì, 25 se non mi sbaglio, perché ci vogliono gli occhiali. Eccolo. Ok, Allora, perfetto. con le freccette Sì. Ecco qua. Questo è l'istituto, School di Fitzcamorra. Chi ha paura muore ogni giorno. Cosa c'è scritto? Chi ha paura, chi non ha paura muore una volta sola. Borsellino, Fregone che l'hanno detto. Sì. E questi sono, vabbè, questo è l'istituto dove effettivamente c'erano molti vedrete le risposte che mi hanno dato questi ragazzi, insomma. E niente, quello che ho fatto queste domande. Naturalmente il Ghislieri mi ha dato da pensare, no? Perché questo vuol dire che si è bravi se si è incominciato a sentire tante parole difficili, come si diceva da piccoli appunto, e si è bravi se si è iniziato a assorbire la cultura, non me stesso ma almeno la generazione prima. Come dire, ci vuole una lunga rincorsa per fare il salto, non basta una generazione sola per fare il salto. E poi sono andato, purtroppo non c'è qui nella statistica, in un istituto, ho preso l'equivalente di ceto sociale dei ragazzi di Mondragone, che è un istituto professionale di Padova, equivalente, contesto diverso, genitori laureati, padri laureati 13%, però dunque sempre basso. E poi ho preso i junior dell'Aspen Institute, che dunque sono i ragazzi tra i 25 e i 31 anni, che sono già in posizioni funzionali della Commissione europea, diplomatici, imprenditori, e voi vedete che anche qui i genitori, i padri con laurea o post laurea sono 41 più 22, fa 60, insomma, di ottima famiglia. E una cosa che vi volevo fare vedere, 7% di quelli di Mondragone i genitori hanno o le elementari o nessun titolo di studio. Va bene, allora ho fatto delle domande a questi ragazzi, ho fatto tante domande. Ecco, secondo me una delle domande significative era cosa vuoi fare da grande e cosa pensi che farai da grande. Sono 2 domande diverse che ho fatto. Mi interessava farle tutte e 2 perché intanto cosa vuoi fare da grande è che idea hai di te stesso, come vedi te stesso, il tuo percorso. Cosa pensi di fare da grande è, se la risposta è uguale, vuol dire che uno in qualche modo
ha una speranza e dunque mette in atto i comportamenti che servono per realizzare la sua speranza, dunque ha un approccio costruttivo. Se invece dice un'altra cosa, cioè io vorrei fare l'astronauta, però penso che farò il bidello a scuola, chiaramente non ci provo a fare l'astronauta. Allora, e qui le percentuali che voi vedete sono le percentuali di identità di risposte. Dunque Mondragone è la prima, a sinistra, solo il 45% dava la stessa risposta. Padova 50%, il Parini 61%, il Ghislieri 72%. Dunque andava così, sostanzialmente combacia molto e dunque si vede che già se uno nasce bene ha un'idea molto più costruttiva di se stesso. Dopodiché però vorrei farvi vedere alcune cose qualitative, perché molte risposte che mi davano su cosa vorresti fare o cosa pensi di fare, a Mondragone mi dicevano voglio fare il pornostar, voglio fare il pappone, le ragazze mi dicevano voglio fare la vita di Belen, e poi mi dicevano nelle risposte cosa pensi che farai, il nulla facente, il ladro, il gigolò, qualcuno ha scritto mafioso nel mestiere del padre, perché ho chiesto a ciascuno che mestiere fa tuo padre, ci sono quelli che hanno scritto il mafioso. Ecco, va bene, vado avanti. Ho fatto altre domande, per esempio questa è anche abbastanza indicativa, dai un voto da 1 a 10 all'affermazione fidati degli altri. Mondragone, il voto medio è 4,1 con una quantità sterminata di persone che danno 0 o 1, no? Padova sale un po', però è sempre sotto la sufficienza. Parini sale un po', devo dire non tantissimo, e come vedete i ragazzi del Ghislieri che hanno già fatto uno step importante perché sono entrati in un'università di elite danno 6,1, i ragazzi dell'Aspen 6,5. Non sono risultati straordinari, però c'è anche qui una scala che ha molto senso. L'altra domanda è l'opposto, non fidarti mai degli altri. Mondragone 8,1, non fidarti mai degli altri, anche qui con una quantità di 10 impressionante, tipo il 40% avevano dato 10, non fidarti mai degli altri. Naturalmente se uno non si fida mai degli altri è esattamente il modo di non fare nulla nella vita, no? Perché tutte le cose che facciamo hanno bisogno di quella dose minima di fiducia per poter muovere un passo. Nessuno è un'isola che si può muovere indipendentemente. Come vedete le affermazioni poi scendono, eccetera. Altre domande? Ecco, questa è sull'autostima. Pensi di essere più intelligente nella media e meno intelligente nella media? Qui mi sono divertito, perché allora i ragazzi, naturalmente 100 persone, distribuzione statistica, più o meno 30% saranno un pochino più intelligenti della media, 30% saranno intelligenti più o meno della media e 30% un po' meno intelligenti nella media. Così funziona nella natura, no? Allora, voi vedete le risposte. I ragazzi di Mondragone hanno un'autostima nella propria intelligenza che è statisticamente sbagliata. Cioè, perché sicuramente lì c'è un altro 18% di persone che sono più intelligenti della media che non pensano di esserlo. Dunque pensano di essere più stupidi di come sono, ed è vero anche dei ragazzi di Padova, anche loro di classe sociale bassa, autostima bassa. Dunque naturalmente ancora una volta se uno ha un'autostima bassa, ma chi è che si mette a fare qualcosa? Chi è che prova a studiare? Chi è che prova a scommettere su se stesso? Stiamo parlando di ragazzi di 16-17 anni, e qui mi sono divertito a vedere quelli del Parini che sono oggettivamente, hanno un'idea spropositata di se stessa. Nel libro metto la metafora, anche l'innamoramento è un atto di follia, però serve per la riproduzione umana, e anche pensare di essere più intelligenti di quello che si è non è molto furbo, però ovviamente se uno non ha un'autostima è difficile mettersi, cioè se io non penso di poter fare un libro, non penso di poter fare un'impresa, non penso di poter fare un viaggio, non lo farò, anche se il viaggio è al di là delle mie capacità. E questo, e come vedete poi Ghislieri e Aspen, la loro autostima sale molto, ed è molto interessante perché ovviamente nessuno
del Ghislieri, nessuno dell'Aspen e solo il 2% del Pahini pensano di essere meno intelligenti della media. Anche lì è abbastanza curioso. Qui vabbè è dato, devo dire anche Mondragone, però insomma vado avanti. Va bene, questo è sulla forza, no? Perché stiamo parlando Mondragone, criminalità, stato un po' di brutalità dei rapporti sociali. Non vi posso dire tutto il libro in 20 minuti, però entro molto dentro questa città e spiego le dinamiche anche psicologiche di un disastro di vita collettiva come ci può essere in un posto del genere. E qui la domanda è: penso di essere più forte degli altri, cioè la capacità di prevaricare, non di essere più intelligente, ma di prevaricare sul prossimo. Allora, qui l'autostima dei ragazzi di Mondragone è più alta, perché naturalmente in un posto dove vale la prevaricazione si mette molta più importanza sull'idea di prevaricare, mentre il Pahini è più bassa della media, eccetera, eccetera. E meno forte, ok. Nessuno a Mondragone pensa di essere meno forte, che è esattamente la risposta che davano gli altri ragazzi. Vado avanti. Vabbè, questo il tenore di vita è abbastanza scontato. Impegnarsi molto nello studio del lavoro vabbè, questo non è tanto interessante. Quando vedo un compagno che fa meglio degli altri, questo non mi dà. Ecco, di sempre la verità, anche se ciò va a tuo svantaggio. Voi vedete che qui non c'è molta differenza, ma i ragazzi che si sono affermati dell'Aspen invece sì. Aiuta il prossimo. Naturalmente queste sono differenze piccole, però significative su numeri abbastanza grandi di persone. Ecco, questa roba qui, chiaramente tutti danno un voto basso, no? Perché l'affermazione è vergognosa. Prendi dal prossimo tutti i vantaggi possibili anche se lo danneggia, cioè veramente il Hobbes, homo homini lupus, cioè l'amoralismo totale. Però voi vedete che a Mondragone è meno insopportabile questa affermazione che altrove. Tratta male quelli che ti trattano male, cioè legge del taglione, sostanzialmente. Nessuno assicurerà la giustizia per te, non ci sono istituzioni comuni che garantiscono la giustizia. E Mondragone 8,2%. Voto altissimo a legge del taglione, e voi vedete che invece, devo dire, Padova ha un voto un pochino meno basso dei ragazzi che stanno messi bene socialmente o che si sono già un po' affermati, per esempio, no? E questo dà anche una percezione di come i ceti diversi percepiscono i valori in maniera diversa in Italia, cioè di come quando si nasce bene o quando si nasce male si assorbono certi valori che sono si assorbono da subito nella vita certi valori che sono più utili o meno utili o più dannosi o più tossici per l'affermazione personale. E non tradire mai la parola data. Qui Mondragone dà 9,4, mi hanno spiegato perché non tradire mai la parola data, loro pensano al clan, non pensano alla lealtà in maniera impersonale. Va bene, eccetera, eccetera. Allora, per non portare via troppo tempo, vi voglio dire qual è la sorpresina, perché dopo aver fatto questo ho fatto il mio intervento, cioè ho iniziato a cercare di cambiare la testa di questi ragazzi. E cosa ho fatto? Cioè, come questi ragazzi vedono tutte queste cose. Cosa ho fatto? Durante un anno scolastico, cioè questo questionario gliel'ho fatto all'inizio di un anno scolastico. Durante l'anno scolastico ho portato a loro, una volta al mese, 9 personaggi che, come dico nel libro, hanno sfidato le probabilità e hanno vinto. Vi faccio un esempio: un signore che si chiama Luigi Pistaferri, che è figlio nato e cresciuto nei bassi di Napoli, figlio di un disoccupato, cioè come loro e peggio di loro, che oggi è professore di ruolo di economia a Stanford. 9 persone così. Un violinista che è nato in una favela di Medellin, che oggi è un violinista internazionale. Tutte persone che sono venute là e hanno raccontato a questi ragazzi per 1 ora e mezzo, poi rispondendo alle domande, la loro vita, le loro motivazioni, le loro difficoltà, se stessi, i loro valori, e in maniera molto, molto semplice, no? Ho portato un ragazzo che ha una startup
che fa l'olio espresso, no? Come si fa il caffè, lui fa l'olio extravergine, eccetera. Dopo questo anno gli ho rifatto il questionario, senza dirglielo prima, a sorpresa, e devo dire che certi valori erano un po' cambiati. Aiuto. Allora, e questo lo vedete, è Mondragone 2. La percentuale di quelli che pensano di fare la stessa cosa rispetto a quella che vogliono fare si alza un po', per esempio, e la cosa interessante è che sono completamente scomparse le risposte nonsense, tipo voglio fare il gigolò, il pornostar, queste cose. Avevano tutte risposte che davano molto senso, cioè iniziavano a vedere se stessi in una maniera molto più concreta, che già è un primo passo. Queste risposte miglioravano marginalmente sulla fiducia. Ce n'è una che è molto migliorata, che è questa qua. Aiuto. Qui va bene, qui anche qui dà un voto più basso alla legge cioè a queste cose molto amorali del farsi giustizia da sé. Ecco questa qua. Tratta male quelli che ti trattano male, che è sostanzialmente la legge della camorra, no? Da 8,2 va a 5,7. E la cosa dove ho fatto, purtroppo, non vorrei aver fatto un danno, però forse no, ve lo spiego. Ecco qua. Meno intelligente della media, la loro autostima è scesa ancora, purtroppo, perché a confronto con persone veramente molto brillanti pensano di essere Mondragone 2, no? Mon 2, e anche qui sono aumentati quelli che pensano di essere meno intelligenti della media. Però quello che posso dire a mia discolpa è che il rendimento scolastico di questi ragazzi l'anno dopo è aumentato in maniera significativa statisticamente, cioè il 25% di loro ha iniziato veramente ad andare meglio a scuola, che vuol dire, naturalmente il messaggio non è arrivato a tutti, però qualcuno è arrivato, e non succede di solito, cioè stiamo parlando di, non so se avete visto nella cronaca quello che ha accoltellato la sua professoressa e l'ha sfregiata, era veramente la scuola vicina. Stiamo parlando di luoghi dove c'è un abbandono scolastico pazzesco, e no, invece c'è stato questo 25% di persone che veramente sono migliorate. Allora, viaggia con Mondragone, mi sono reso conto che questi ragazzi li prendi a 16 anni, hanno già un quadro dei loro valori, giusti o sbagliati, comunque assolutamente consolidato. Il messaggio positivo, e qui lo dico a lei, dottoressa, è che c'è un messaggio positivo, cioè ci sono delle cose che si possono fare, che non sono cose dei massimi sistemi, ma concrete. Cosa ho fatto io? Ho aperto la scuola a persone esterne che hanno portato un esempio positivo, cioè ho fatto vedere a questi ragazzi il potere dell'esempio. Il potere dell'esempio ha funzionato, cioè ha esercitato questo potere effettivamente, e dunque una ricetta che io tiro fuori da questo libro, e penso di metterla alla fine, faccio un elenco di cose che si possono fare per scardinare questi blocchi, è di far funzionare questo potere dell'esempio, aprire le scuole, portare delle persone che hanno delle storie da raccontare dentro le scuole. È possibile ovunque. Non ci credo che, se sono riuscito io con i miei mezzi a farla a Mondragone, vuol dire che è possibile in tutte le scuole, se c'è un'organizzazione. Comunque il punto era che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che a 16 anni ti prendi questi ragazzi e hanno delle credenze consolidate che spesso, scusate, li fottono, no? Perché se uno inizia a dire voglio fare il pappone, è difficile, cioè, allora bisogna prenderli prima, e poiché questi fiorentini mi avevano risposto ma io mi ricordo l'odore del vino quando avevo 5 anni, ho detto andiamo dai bambini di 4 e 5 anni, cioè andiamo ai bambini della materna, vedere se il luogo, cioè se il loro ceto sociale già li sta influenzando nelle loro visioni di se stessi, degli altri, eccetera. Allora, cosa ho fatto? Il gioco statistico questa volta è stato, poiché una è stato detto da Luca prima, una delle tele di fondo di questo libro è questa povertà demografica del nostro paese, cioè non si nasce più, no? Allora ho detto, rovesciamo questo paradigma, andiamo a vedere qual è il
quartiere d'Italia, cioè andiamo in una scuola nel quartiere d'Italia dove si nasce tanto, cioè il quartiere d'Italia con l'età media più bassa. Ora, tutti sappiamo che a parte Bolzano, a pari merito con Bolzano, la città con l'età media più bassa è Napoli. Il comune di Napoli mi ha aiutato, è venuto fuori che ora vi spiego perché non vi posso dire il quartiere. C'è un quartiere del comune di Napoli, del comune di Napoli che ha un'età media più bassa delle altre e effettivamente fanno tanti figli. Allora sono andato lì, ho cercato delle scuole e mi sono reso conto che è uno dei quartieri a più alta densità di questo fenomeno delle baby gang, di cui capirete il titolo La maestra e la camorrista. Insomma, ho trovato questa scuola che non vi posso dire quale quartiere è, che scuola è, perché gli insegnanti sono veramente molto impauriti, cioè non vogliono, abbiamo negoziato, dopo la scrittura del libro gli ho fatto leggere i capitoli sulla loro scuola e mi hanno chiesto di togliere, cioè di confondere le tracce, perché hanno paura, perché questa scuola si trova esattamente sulla linea di demarcazione di una guerra fra clan. Da una parte del muro della scuola è controllata da un clan e dall'altra è controllata da un altro clan. Questi clan sono in guerra e con violenza, cioè le cose diciamo alla Saviano sostanzialmente, sia baby gang sia adulti eccetera. Il libro si chiama La maestra e la camorrista perché diciamo l'anno scolastico successivo ho fatto questo lavoro e andando costantemente lì, mi ero reso conto che questa scuola si reggeva sull'equilibrio di un compromesso che una maestra con una personalità forte di questa scuola aveva raggiunto con una donna esponente di uno dei due clan che in qualche modo naturalmente voleva fare i suoi traffici, i suoi controlli, cioè che si andava dalla società delle pulizie dei palazzi del comune di Napoli a tutte le cose che loro fanno, però si faceva carico che i bambini andassero a scuola, che non ci fossero disordini all'uscita da scuola e che il pedofilo che era comparso davanti ai cancelli della scuola fosse allontanato. Dunque c'era un accordo di questo tipo e di qui la maestra e la camorrista. Allora, cosa ho fatto con questi bambini? Ho fatto due test. Uno con le carte per i bambini maschi, carte del Pokémon che gli piacciono, e per le bambine spesso Frozen, perché gli piace Frozen alle bambine, e uno con gli ovetti Kinder. Allora, il test, questa è la scuola. Dunque, voi siete lì, cioè questa scuola qui veramente ha i colpi di fucile sulle mura esterne, cioè è una cosa abbastanza impressionante, però già vi potete fare un'idea vedendo il cortile della scuola. Allora, ho fatto due test. Il primo test è un test di fiducia. L'ho costruito così, cioè, poiché a Mondragone è uscito questo risultato pazzesco sulla fiducia, ho detto chiaramente la fiducia è un elemento. Perché se voi ragionate un attimo, cosa succede in una società che non cresce e dove c'è immobilismo sociale? Chiaramente la prima cosa che viene meno è la fiducia, perché se non cresci i posti in prima fila sono sempre gli stessi e dunque vuol dire che chi li controlla cerca di riservarli semmai ai loro congiunti, quando chi li controlla si deve alzare per andare in pensione. E dunque l'idea è che ogni centimetro di conquista è un centimetro strappato a qualcun altro, non un centimetro di territorio aperto, nuovo, creato, no? Dunque questo danneggia la fiducia e allo stesso tempo dunque l'immobilismo e la mancanza di crescita mina la fiducia e l'assenza di fiducia, l'avete visto con i ragazzi di Mondragone, si fottono essi stessi. Scusate se parlo così, però cioè, uno si frega da solo, no? se nutre sfiducia, perché non intraprende mai niente, ma chi fa un'impresa se non si fida? Allora, fiducia, misurare la fiducia nei ragazzi di, in questo caso, bambini di 5 anni. Allora, cosa ho fatto? Facciamolo col Pokémon. Sono andato da questi ragazzi e il nome della scuola è falso, l'ho cambiato. Sono andato da questi ragazzi e gli ho detto uno a uno
Entravano nella stanza uno a uno accompagnati dalla maestra e gli dicevo: ah, buongiorno, mi ha mandato qui un bambino di Milano che si chiama Giovanni, che mi ha chiesto di portarti 10 carte del Pokémon per te, cioè le vuoi? E questo, contentissimo, gli davo le 10 carte del Pokémon e nel momento di massima contentezza iniziavo a dirgli: però questo bambino, questo Giovanni, poverino, oggi pomeriggio torna a casa da scuola e non può più giocare perché tutte le carte del Pokémon che aveva te le ha date a te, dunque mi chiede di dirti se te gli puoi dare 5 delle tue 10 carte e poi lui, per ringraziarti, domani ti promette che te ne manda altre 10. Dunque il bambino è di fronte alla scelta: o vado a casa con 10 carte oggi perché non mi fido che magari Giovanni mi frega, oppure faccio l'investimento, faccio un atto di fiducia impersonale in un bambino che non conosco, che sta in un'altra città, gliene do 5 per averne domani 10, dunque 15. Questi bambini si sono trovati di fronte, alcuni non riuscivano a decidere, allora dicevo: vabbè, chiudo gli occhi, conto fino a 10, quando li riapro, se non ci sei vuol dire che te le sei tenute, e molto spesso riaprivo gli occhi, il bambino non c'era, e a volte invece c'è, eccetera. Però sostanzialmente avevo bisogno anche qui di un benchmark. Allora cosa ho fatto? Sono andato a una scuola che doveva andare all'estremità opposta, una scuola di Milano che si chiama St. Louis, è una scuola privata. Un anno alla St. Louis della materna costa 16.000 euro. Dunque già questo seleziona il tipo di genitori e dunque di bambini. Va bene, allora i risultati, naturalmente col Frozen per le bambine faceva lo stesso. I risultati: scusate, i bambini di Napoli li ho divisi in 2 gruppi: figli di genitori che vivono nella legalità e figli di genitori che vivono, diciamo, o quello che fa il prestanome della camorra, quello che fa, insomma, nell'illegalità. Allora, per vedere se c'erano differenze. Scambia o non scambia. Quello che sostanzialmente voi vedete è che i bambini che rifiutano lo scambio di Milano sono il 25%. I bambini che rifiutano lo scambio di Napoli sono il 48%, cioè quasi il doppio. Cioè quelli che non si fidano sono il doppio. Dunque pensate, stiamo parlando di bambini di 5 anni, che hanno già delle strutture mentali completamente diverse. Poi ci sono dei dati più qualitativi. Devo dire che per esempio purtroppo i bambini di Milano sono più intelligenti, nel senso che anche quelli che hanno scelto di fidarsi hanno selezionato le carte, cioè non gli hanno dato a caso, hanno scelto le carte che per loro valevano meno, che erano più banali per loro, no? Mentre i bambini di Napoli che hanno scelto di fidarsi non hanno selezionato, ma non per generosità, ma non le avevano neanche viste, non gli è venuto in mente che potevano selezionarle. Dunque, se volete, i bambini di Milano hanno espresso la sfiducia in maniera molto più mercantile, cioè pur avendo sfiducia non hanno chiuso il rapporto, ma hanno fatto comunque l'investimento. Questo, cioè, stiamo parlando di bambini di 5 anni, e cosa vuol dire nascere bene o nascere male in Italia? La tua struttura mentale purtroppo a 5 anni ti frega o ti premia. Allora, voi vedete qua, i bambini Y sono sostanzialmente i figli dei camorristi, i bambini X sono i figli dei non camorristi. Allora, qui mi è venuto che i bambini figli dei camorristi si fidano un pochino di più, però non so se è statisticamente significativo, magari no, perché diciamo, tuttavia secondo me è più statisticamente significativo che i maschi, scusate, che le femmine si fidano meno dei maschi a Napoli, perché diciamo il ruolo della femmina si sente probabilmente più minacciata, più fragile, oppure ha imparato già di più a non fidarsi, gli è stato detto. Gli ho fatto un secondo test. Questo secondo il primo l'ho costruito, diciamo, artigianalmente. Il secondo test è uno test internazionale, che internazionalmente è conosciuto come Marshmallow Test, che è stato iniziato a performare nel 1900 in maniera metodica, nel 1960 a Stanford. Questo
psicologo di origine austriaca, Michel, che ha il marshmallow test. I marshmallow sono questi cilindretti di zucchero che piacciono ai bambini americani, e sostanzialmente il marshmallow test funziona così, è un test di autocontrollo, funziona così: non io, perché sono un estraneo, perché diventa allora un test di fiducia, ma la maestra, di cui comunque il bambino si fida, te lo chiami nella stanza, gli dai il marshmallow, dici questo è tuo, aspetta qualche minuto però perché non te lo mangiare, perché se te lo mangi adesso, poi dopo non te ne do un altro, perché ne vado a prendere un altro, se non te lo mangi ce ne hai due. Dunque se tu hai l'autocontrollo di stare un quarto d'ora nella stanza da solo senza mangiarti il dolcetto, allora la cosa interessante di Michel è che lui ha continuato a seguire queste persone per 40-45 anni e ha visto che il fallire o aver passato il marshmallow test a 4 anni di età, questo si fa, e corrisponde con abbandono scolastico, successo nella vita, tossicodipendenze, salute, obesità, incarcerazione. Cioè è veramente un buon indicatore di quello che poi la persona sarà, l'autocontrollo, che è il primo punto, il punto di partenza. Allora, ed ecco i risultati. Naturalmente in Italia l'ho fatto con l'ovetto Kinder perché dovevo declinarlo un po' all'italiana. Allora, a Milano fallito il 18%, a Napoli fallito quasi il doppio di nuovo, il 35%. E non c'è differenza, dunque quello che conta è l'ambiente, non il tasso di legalità dei vostri genitori, altrimenti detto, anche se tu nasci da genitori legali in un ambiente illegale, hai una buona probabilità di diventare un baby gangster prima della tua maggiore età. E l'altra cosa significativa, ma è vera anche di Milano, scusate, ora ve lo dico, le femmine a Napoli fanno molto meglio dei maschi. E questo è vero anche di Milano, cioè sostanzialmente le femmine a Milano fallisce 1 su 10, mentre i maschi a Napoli sostanzialmente falliscono 5 su 10. Sostanzialmente le femmine hanno più autocontrollo. Poi qui si può discutere se è un fatto di biologia, perché è una cosa legata alla riproduzione, o è un fatto non di biologia ma di relativa maturità, non lo so, però sicuramente c'è questa differenza. E comunque il punto che mi interessava è che a 4 anni sti ragazzi hanno già purtroppo delle capacità di autocontrollo completamente diverse, con tutto quello che implica, cioè se nasci male a 4 anni sei già un po' andato. Scusate, lo dico brutalmente, però lo metto. Ecco, questo è bambine e bambini. Questo ho aggregato i due, ci ho messo Napoli e Milano insieme, e voi vedete che nel totale di Napoli più Milano l'85% delle bambine non mangia l'ovetto e solo il 67% dei bambini. Poi quel terzo esperimento. Quello che volevo dire in positivo su questo esperimento è che da un lato è preoccupante, molto preoccupante, perché vuol dire che le cose che vi ho detto, però c'è un'opportunità, che vuol dire che se noi investiamo veramente nell'educazione di questi bambini 0-5 anni, che vuol dire dargli in queste zone, per esempio, un insegnante ogni 5 bambini, tenerli 10 ore a scuola, facendogli fare tutte le attività che si sa che servono, dal nutrimento all'educazione fisica, eccetera, si può fare la differenza. Negli Stati Uniti ci sono stati degli esperimenti, di cui parlo alla fine del libro. Hanno preso questi bambini problematici negli anni 70, gli hanno fatto dei programmi molto intensi al costo di $18.500 l'uno l'anno, per bambino l'anno, però questi bambini, rispetto al gruppo di controllo, che erano bambini della porta accanto, a cui non è stato fatto l'esperimento, gli esiti nella vita sono stati molto diversi, che vuol dire che si può fare. Voi mi direte, ma costa tanti soldi? Certo che costa tanti soldi, ma credo che il costo sociale di avere i baby gangster in giro per questa periferia di Napoli 10 anni dopo sia molto più alto comunque. E poi va bene, Luca aveva accennato,
il terzo esperimento, e sostanzialmente quello che ho fatto, perché il tema è, va bene, la demografia, dunque se la demografia è questa, lei accennava, dobbiamo capire se siamo in grado di integrare gli stranieri. E naturalmente c'è un tema degli stranieri, se sono disposti a essere integrati, chi è disposto a essere, ma da parte di noi italiani quanto siamo capaci di riconoscere il talento e di premiare il talento di una persona che ha la faccia diversa dalla nostra. E questo, allora, per capirlo, lui è Carlo Maria Parazzoli, primo violino dell'Orchestra Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia a Roma. È uno dei violinisti internazionali, pochi violinisti internazionali che abbiamo in Italia. L'ho messo a suonare un pezzo di Bach, molto bello, un adagio e fuga per violino di Bach, bellissimo ma non orecchiabile, non so, la primavera di Vivaldi che uno, che bello, e gli dai soldi. Dunque è un pezzo in cui si vede la bravura della persona. Allora l'ho messo a suonare una mattina che è il 18 gennaio 2016. Alle 8, lui ha iniziato a suonare verso le 8, dalle 8 alle 8:30. Ho contato con l'aiuto di questi pali che vedete situati vicino sul fondo, quante persone passavano, quante persone davano dei soldi, chi li dava, se la guardia della metropolitana protestava e naturalmente quanti soldi. Ho fatto passare un anno e poi ho ripetuto l'esperimento. Questo è esattamente dall'angolo opposto, ma esattamente lo stesso luogo, della stessa metropolitana, lo stesso pezzo di musica di un anno dopo. 16, sei lunedì, no? Ho preso i lunedì, dunque il primo giorno della settimana, tutte le condizioni erano uguali. Lui, William Chiquito, e me lo avevo portato anche a Mondragone, lui è un colombiano, figlio di una famiglia assolutamente povera di Medellín. Tutti i suoi compagni di classe sono finiti, morti, ammazzati, morti con la cocaina, eccetera. Lui ha questo talento ed è, secondo me, lo dico off the record qua, più bravo di Carlo Maria Parazzoli, ed è anche lui suona all'Orchestra Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia, dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e ha suonato per mezz'ora. Allora, l'ho dovuto ripetere 2 volte perché la guardia l'ha mandato via. Mentre con Parazzoli la guardia aveva un po' protestato, poi gli aveva fatto finire l'esperimento che avevo spiegato, eccetera, William l'ha mandato via, dunque siamo dovuti tornare con l'autorizzazione dell'ATAC, cioè abbiamo dovuto fare, già questo è abbastanza indicativo, però sostanzialmente cos'è successo? Nel caso di Carlo il numero di paganti è lo 0,63% dei passanti, i soldi versati 12,86 euro. Nel caso di William il numero dei paganti, stiamo parlando di un campione di 2000 persone, lo 0,54%. Voi mi direte non c'è differenza tra 0,63 e 0,54, è enorme, perché tra 63 e 54 c'è una differenza del 17%, che su grandi numeri è significativa. Tuttavia i soldi pagati, Carlo 12, William 23 euro, hanno pagato di più. Meno persone generose con il violinista con la faccia da straniero, però quelle persone generose sono state particolarmente generose. E si può discutere perché, qui ci sono 2 ipotesi. Un'ipotesi è che siano stati generosi, a questo punto non lo leggerete più il libro perché ve l'ho raccontato, no, non ve l'ho raccontato, c'è parecchio di più nel libro. Sono più generosi perché, come dire, chi è veramente aperto è aperto agli altri e dunque sente di dover fare uno sforzo. L'ipotesi meno rassicurante è che le persone aperte sono le persone che stanno bene economicamente e che dunque per loro è più facile essere aperti. La risposta non ce l'ho, questo sono riflessioni che mi faccio io. Poi naturalmente in realtà il libro è non è così matematico. Qui vi ho fatto semplicemente vedere i numeri che escono dal libro. Quello che ho cercato di fare è mi sono formato questa convinzione
e di raccontare, di far emergere questa convinzione da storie di persone, e anche raccontando le storie, generando le storie, far nascere da questi tentativi, dei tentativi di soluzione del problema. Ecco, questo, e secondo me penso di aver indicato alcune cose molto pratiche che si possono fare, alcune ve le ho dette, mi fermo qui perché poi vado troppo lungo. Grazie. All'inizio dell'esposizione c'era raggiunto anche il sindaco di Valdagno, Giancarlo Cervi, salutiamo. Allora, avete capito che il libro è di grande anche complessità compositiva e articola le sue tesi con un intreccio davvero speciale tra uso di fonti statistiche, analisi, diciamo così, di tesi psicosociologiche e sperimentazioni dirette dal vivo, cioè proprio il massimo che si può pretendere da una metodologia che vuole comprendere, no, in modo estremamente approfondito i fenomeni. Io, prima di dare, come nostro costume, la parola al pubblico, ti volevo fare rapidamente 3 domande sulle, diciamo, gli aspetti che secondo me sono un pochino più controversi nel libro. Allora, la prima era un po' relativa a Firenze. Io ho fatto un pochino di mente, diciamo, locale, e potrebbe essere che Firenze ha una particolarità davvero sua anche nella longevità cioè a Venezia non troveremmo, ecco, probabilmente la stessa. La seconda domanda era un pochino sul rischio forse di un determinismo molto forte nella lunga durata. E come dicevi tu prima, il Veneto per esempio ha dei dati di mobilità, no, diversi, e insomma io mi sono formato con Giuseppe De Rita, e l'analisi della società italiana, che fra anni 60-70, in particolare in zone come questa, ma anche l'Emilia, le Marche, no, ha avuto una crescita economica straordinaria, effettivamente ha rotto le gerarchie sociali preesistenti, e insomma io ho in mente anche figli di operai, di artigiani che sono diventati validissimi imprenditori, ottimi professionisti, e quindi c'è stato uno scuotimento. Quindi non sottovaluterei, insomma, che la dinamica economica ha comunque comportato processi di mobilità sociale interessanti. La terza domanda era un pochino su sull'uso della categoria di disuguaglianza. Vedo che anche tu citi Piketty, e io sono un po' diciamo così prudente sulle tesi di Piketty, e finalmente quest'anno mi è capitato di leggere un autore, Branko Milanovic, no? Che spiega con grande chiarezza, e anche lui porta 20 anni di dinamiche statistiche costruite in tutti i paesi del mondo, la cui tesi sostanzialmente è questa: è vero che la disuguaglianza sociale con la globalizzazione ha avuto diciamo così dei picchi che non erano nei trend gradualistici, no, precedenti, però non sottovalutiamo il fatto che questo riguarda l'Europa occidentale e gli Stati Uniti. Perché? Perché nel mondo in realtà la globalizzazione ha fatto nascere ceto medio,
lo ha fatto nascere in Cina, in Brasile, in Russia, cioè i processi di disuguaglianza noi li cogliamo con particolare, diciamo così, asprezza, no? Proprio perché stiamo vivendo la fase del ritorno indietro rispetto a una posizione di pochi paesi ricchi, no? Il G7 rispetto al mondo, quando oggi il mondo si è mosso e il bilancio complessivo della globalizzazione è che in una più grande fetta di umanità c'è meno disuguaglianza, c'è più dinamica sociale e quindi potremmo interpretare questa come una fase di raffreddamento quasi obbligata, insomma. Ecco, queste erano le 3 questioni che sentivo più. Poi passiamo anche la parola pubblica. Allora, Luca, grazie mille, hai fatto delle domande veramente centrali. Purtroppo si potrebbe parlare tutta la notte di queste cose. Vado molto veloce. Allora, cercando di... No, hai ragione sul discorso Firenze, sicuramente particolare anche perché avere un palazzo a Firenze ti garantisce per tante generazioni, eccetera. A me quello che interessa, ma l'avrete capito, e che ho cercato di raccontare e cogliere, è la formazione delle coscienze, non la formazione dei patrimoni o dei redditi, cioè le strutture mentali delle persone. Certo. Alla base e Firenze mi sembrava interessante come laboratorio di questo, cioè quello che mi interessava capire di queste persone era la struttura mentale delle persone e non però sicuramente Firenze è un caso particolare. L'economia di Firenze è cresciuta, sostanzialmente non è cresciuta fino a metà dell'Ottocento e nell'ultimo secolo e 120-130 anni è cresciuta di 12 volte, no? Dunque anche lì c'è stato, però è particolare, lo ammetto, però mi interessava questo. La questione del determinismo. Allora, guardate che la mia tesi non è che in Italia comunque c'è una totale fissazione dei ruoli. Sicuramente in quello che noi chiamiamo il miracolo economico non è stato così. Ci sono state altre fasi storiche di gruppi particolari in cui non è stato così, ci sono state delle trasformazioni, assolutamente. La questione è quanto di questo è ancora possibile oggi, e nell'ultimo capitolo del libro ho una riflessione, adesso è un po' tardi per entrarci poi nel dettaglio, proprio sul miracolo economico, perché cerco di, una volta che ho fatto tutti questi esperimenti, cerco di andare un po' nella storia, sono alla fine un giornalista economico, e cerco di andare e considero questa roba economia, non la considero economia, insomma rilevante per l'economia, cerco di riraccontare in una chiave mia personale quella che secondo me è la storia economica del nostro dopoguerra. E l'importanza dei patrimoni nella storia economica del nostro dopoguerra, ve la faccio breve, a partire da una constatazione, la posso dire in un secondo? Una constatazione che mi aveva, ancora una volta partendo dai dati, che mi aveva molto colpito, che è questa. Voi vedete, adesso lo faccio mettere da mia moglie, poveretta, nelle slide, voi vedete, se guardate le serie della mortalità, negli ultimi 20 anni, 17-20 anni disponibili dell'Istat mese per mese, vedete che nel novembre del 2017 c'è questo picco di morti per cui muoiono 1400 persone più che nella media di quelli che di solito muoiono in un novembre in più rispetto a ottobre. Chiaramente in media ci sono un pochino più di decessi a novembre perché fa un pochino più freddo, non sempre, se guardate ci sono dei novembri muoiono meno, ma in questo novembre muoiono un sacco di gente, muoiono 8 volte, la mortalità è 8 volte superiore alla media dei novembri. No, scusate, non è che muoiono 8 volte persone in più. Allora, mettiamo così, se da ottobre a novembre il numero dei morti aumenta di solito dello 0,5%, in quel novembre il numero dei morti è aumentato del 4% e non ci sono, dunque l'aumento è di 8 volte e non ci sono altri casi completamente fuori dalle linee. Allora ho detto, ma che cavolo è successo? E ho chiesto Istituto Superiore di Sanità, epidemie, no. Istituto Meteorologico, faceva più freddo, no. Quello che ho trovato, ma è un'ipotesi, è che a fine ottobre del 2001 il governo di Silvio Berlusconi, ma insomma poteva essere di un altro, però in quel caso è stato il suo,
ha tolto le tasse sulla successione. E dunque tanti italiani si sono trovati di fronte a questo win-win, che magari di allungare un pochino la vita del loro caro congiunto, e però è anche detassare l'eredità. Allora, questo fa capire quanto il ruolo dei patrimoni entra ancora una volta nella formazione della testa, di come è fatta la testa delle persone. Allora, a partire da questo, vabbè, ve la faccio breve, però ho cercato di capire questo ruolo della formazione. Il titolo iniziale del libro era La Repubblica patrimoniale, perché noi abbiamo questa anomalia, che abbiamo questi patrimoni di familiari pazzeschi che sono arrivati a essere 9 volte il reddito del paese, che non lo trovate in nessun altro paese, pur avendo uno Stato praticamente fallito e imprese poco capitalizzate. Le famiglie hanno accumulato, cioè tutta la ricchezza patrimoniale di questo paese è entrata nelle famiglie. Allora, ma perché il ruolo della fiducia in queste scelte di distribuzione? Non pago le tasse, non metto i soldi nell'azienda, ma me li tengo in famiglia. E a partire da queste osservazioni ho cercato di ricostruire e di dare una risposta riraccontando la storia economica d'Italia in una certa chiave nel dopoguerra, e penso che secondo me ci sono dei miti da sfatare. Ora è un po' tardi e su questo non entro. Sul discorso delle diseguaglianze non c'è dubbio, cioè che il mondo è molto meno diseguale, e devo dire una cosa, che l'Italia ha una forte una diseguaglianza pronunciata nei redditi, ma rispetto ad altri paesi ha meno diseguaglianza patrimoniale, cioè la parte di patrimoni detenuta dal 20% più ricco è sicuramente più bassa che in Germania, per esempio, non solo che in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, eccetera. Siamo, dal punto di vista del patrimoniale, potrei andare ancora a lungo, ma magari forse mi fermo un attimo qua, perché forse avete delle domande e mi fermo qua. Professor Costa, chi ha il microfono? Grazie. Beh, intanto vorrei fare un complimento al libro e al tipo di giornalismo d'inchiesta, che non è comune fare inchieste in questo modo, no? E quindi complimenti. Volevo riprendere il tema del Veneto, dove effettivamente la mobilità è più accentuata. Però prima volevo fare un'osservazione che non è una critica. Il ruolo che ha il fattore culturale di carattere generale che potrebbe spiegare una parte delle differenze negli esperimenti che sono stati fatti, no? Ad esempio, sulla questione cosa vuoi fare nella lingua veneta, quando un bambino, un giovane viene interrogato e gli chiedi chi sei, risponde col condizionale mi saria, non dice io sono, cioè ha dei dubbi sulla sua identità. Dove abiti? Mi vegnaria da, io verrei da. Ma è un fatto di deferenza o è un fatto di deferenza? No, prendi tu come no, usa il condizionale, non afferma io sono, no? Allora questo può indurre, oltre alla storia, ai palazzi, eccetera, eccetera, tra un toscano e un veneto, potrebbe indurre una distorsione nell'esperimento che magari andrebbe spiegata. Ma prendo questo non per fare un'osservazione, poi essendo abituato a correggere tesi di laurea sono particolarmente così a vedere le cose. No, ma per dire invece il ruolo che hanno i mass media nel diffondere questi stereotipi e anche nel correggere questi stereotipi. Allora io ho molto apprezzato le ultime 2 o 3 pagine in cui ci sono delle indicazioni, no? E tra le indicazioni, quella che hai ripreso anche poco fa è quella
il ruolo che può avere nella scuola la testimonianza delle persone. Può averlo alle elementari come può averlo all'università. E allora, cogliendo questo elemento, che contraddice un po' anche il titolo del libro, perché in Italia resti quello che nasci. Se noi prendiamo gli imprenditori di successo del Veneto, no? Mi sono annotato mentre parlava, Luxottica, Benetton, De Longhi, Geox, il gruppo Ali, Calzedonia, sono tutti imprenditori miliardari di prima generazione. Per contro, ecco la controprova, quelli di seconda, terza generazione, sempre nello stesso campo, contrapposto a Del Vecchio abbiamo la famiglia Tabacchi, che precipita nello stesso settore. Contrapposto a, per esempio, un altro, il gruppo Ali, Coin, terza generazione, precipitano, no? Allora, il problema da questo punto di vista è anche spiegarsi queste differenze. Una cosa l'hai già detta e mi sembra abbastanza convincente: c'è stato un clima particolare, una contingenza particolare in cui però sarebbe interessante andare a scavare proprio attraverso l'uso delle biografie, e do uno spunto che è interessante. Senza la tua sistematicità io ho raccolto un certo numero di casi di imprenditori di successo, non solo questi, e ci sono alcune costanti nel fatto che hanno avuto successo. Primo elemento, quindi non c'entra tanto la famiglia e così via. Primo elemento, la lettura. Magari self-made man, ma che però ti citano mica la lettura del Wall Street Journal, la domenica del Corriere, cioè dice no, la mia casa, quindi la lettura. Le biografie hanno tutti un mito, o non necessariamente nel campo imprenditoriale. Quello è il dell'esempio. Sì, no, ma dà ragione a questo, no? Una biografia. Un altro elemento ricorrente è un interesse di tipo estetico o appassionato di musica, cose. Ecco, per esempio, una variabile per una certa generazione è il jazz contrapposto all'opera lirica, no? E già questo dava. Terzo elemento, l'amico, un altro elemento, cioè sempre trovato un partner, non necessariamente di un'altra classe sociale, comunque un partner, e poi quello decisivo che ricorre in tutti quanti, il viaggio. Il viaggio, no? Tutti ti raccontano che hanno avuto un viaggio. Vabbè, comunque la mia domanda voleva un po' provocare una tua riflessione su questi elementi di mobilità ascendente in prime generazioni e una mobilità discendente nella seconda e terza generazione, che qui nel Veneto è proprio tipo macroscopico. Allora, tante cose al fuoco. Allora, interessantissime le cose che dicevi, grazie. Allora, la risposta accademica te la do ma poi te ne do un'altra, però la risposta accademica è che Gianluca Violante, che peraltro è il figlio di Violante, bravissimo economista della New York University, è riuscito, lavorando con questo Paolo Acciari, che sostanzialmente sta al tesoro e dunque vede tutte le dichiarazioni dei redditi, tutti i codici fiscali, a fare un lavoro molto sistematico sulla mobilità, e quello che ha visto è che effettivamente il Veneto spicca in Italia. Per questo, cioè proprio statisticamente dimostrato. Dunque questo del Veneto è particolare. Se ti dovessi dire delle cause delle decadenze di quelli che decadono, molto spesso sono correlati a questi fattori di fiducia.
dunque l'incapacità di fidarsi di manager esterni, dunque metti il figlio che magari non è bravo perché non sei in grado, questo è, anche ancora una volta, se tu guardi nelle statistiche, l'Italia spicca, abbiamo tante aziende familiari come la Germania, la differenza è che in Italia, c'è uno studio della Banca d'Italia che è uscito la settimana scorsa, il 75% hanno i figli che sono i manager, mentre in Germania 65% hanno manager professionali. Dunque c'è questo problema qua che a volte spiega, però è proprio un fattore di fiducia, quello che vedevamo. Non ti fidi del manager anche se è più bravo, perché pensi che... però quello poi diventa uno handicap, però è proprio un fattore culturale profondo italiano. E tra l'altro, apro una parentesi, una cosa che non è esplicito nel libro, ma che è secondo me un tema vero che questo libro pone, però non lo esplicito perché politicamente non è molto corretto, non volevo entrare nella controversia nero su bianco, è che ci siamo sempre posti la questione di far diventare il meridione d'Italia un pochino più come il resto d'Italia. La domanda è se, non avendo risolto il problema, certi fattori culturali che abbiamo visto nei numeri del meridione d'Italia stanno diventando fattori culturali dell'Italia, soprattutto per quanto riguarda la sfiducia e il senso di non poter contare sulle istituzioni per avere giustizia, farsi giustizia da sé, dunque tutti questi meccanismi che sono socialmente negativi poi alla fine per la crescita economica in generale. Questa è secondo me la grande domanda che viene fuori dal libro, che è un po' questa, cioè se la questione meridionale diventa una questione italiana, rischia di diventare una questione italiana. Ragazzi, basta fare un libro, voi vedete chi vi invita, cioè 9 inviti su 10 sono da Bologna in su, ok? Già faccio fatica a farmi invitare a Roma per fare la presentazione, perché c'è un fatto culturale, però la domanda è se... Allora, sul discorso della lettura, parlavo prima di Pistaferri che nasce così umile, però aveva questa caratteristica che il papà era un militante politico, dunque portava a casa la rinascita, l'unità, e dunque il bambino leggeva i giornali da bambino, e poi il padre capiva, o il nonno capiva l'importanza della lettura e gli portava David Copperfield quando quello stava all'elementare, che era un bambino piccolo. Dunque ci sono queste cose che sono, ancora una volta, scusate il parolone, che entrano nella formazione delle coscienze, che sono non se tuo padre ha la laurea o se tuo padre è ricco, ma tuo padre o tua madre che cosa ti stanno dando dentro, no? E queste determinano tanto. L'altra cosa che volevo dire che allora, caso di autocensura, oltre al discorso nord-sud, ho fatto un esperimento e l'ho tolto dal libro, perché era troppo complicato da raccontare in senso di impatto. Ora valuterò se fare un paper economico vero su questo, che l'esperimento è questo. In Italia c'è un caso di un esperimento naturale clamoroso di questo fatto diciamo di questi aspetti dinastici culturali e sostanzialmente le bonifiche dell'Agropontino. Ci sono 1000 famiglie venete con dei nomi, con dei cognomi che sono andati là. C'è una piazza a Latina con questi 1000 cognomi, dunque ci sono i cognomi. Sono veramente 1998, una cosa del genere, 1400. E oggi la provincia di Latina sono 400.000 persone e oggi le persone che portano quei cognomi dei coloni veneti sono 10.000, sono i discendenti. Stiamo parlando della terza e della quarta generazione, perché sono iniziati a venire negli anni 20, anni 30, per definizione erano poverissimi, perché se uno aveva qualcosa, aveva un po' di terra eccetera, non andava a scavare un fossato in provincia di Latina dove parlavano un'altra lingua eccetera, no? Dunque tutti partiti da zero assoluto, Allora, esperimento naturale. Cosa succede se tu prendi delle persone con una cultura diversa, partono da zero e li metti in un posto diverso? Presi 3-4 generazioni dopo, dove stanno rispetto a quelli che hanno il cognome dei nativi? Ho fatto 2 cose. Prima cosa, la presenza di quei cognomi tra gli azionisti e amministratori delle imprese. Allora,
in provincia di Latina l'8% dei residenti adulti sono azionisti o amministratori delle imprese della provincia di Latina. Di quei cognomi l'incidenza è più del 50% superiore, perché il 13% stanno là. Dunque hanno chiaramente, pur essendo partiti da nulla tenenti, fatto impresa. Dunque c'è un fattore culturale che è rimasto, stiamo parlando di 80 anni dopo, no? E questo l'ho trovato molto interessante. Naturalmente uno si può porre la domanda, ma fanno impresa perché era nel DNA che si sono portati dietro, o fanno impresa perché una volta l'anno andavano a fare il Natale dai parenti in Veneto e vedevano come facevano loro? Dunque è una questione di cultura, è una questione di potere dell'esempio. La risposta io non ce l'ho, ok? Non ce l'ho. Però ho voluto fare una cosa, dico, vabbè, allora così fanno impresa, però quello che conta, scusate vado al sodo, sono più ricchi o non sono più ricchi? Cioè stanno meglio alla fine o no? E negoziato con l'Agenzia delle Entrate, alla fine me l'hanno fatto, Santa Agenzia delle Entrate, con la stessa tecnica, presi i codici fiscali dei 10.000, cioè quelli dei 10.000 che pagano i redditi, dove stanno rispetto in quell'anno di imposta i codici fiscali reddito medio della provincia di Latina. Dove stanno? Stanno sopra, alzino le mani quelli che pensano che stanno sopra. I veneti. I veneti. Alzino le mani quelli che pensano che sia uguale. Alzino le mani quelli che pensano che stanno sotto. Hanno vinto lei. Stanno sotto. Il sospetto è che non paghino le tasse. Confermiamo. E dunque a quel punto ho tolto l'esperimento dal libro, perché entravo in una cosa, però lo voglio ritirare fuori perché è troppo divertente sta roba qua. E ecco, per dirle sulla mobilità sociale, eccetera, eccetera. C'è qualche altra domanda? Sindaco? Allora io intanto mi scuso per il ritardo, però voglio fare i complimenti a Luca e al dottor Fubini per il libro. Dicevo con Monica, uno dei pochi libri che sono riuscito a leggere in tempo per la presentazione, di solito ci arrivo molto dopo, no? È pieno di spunti interessanti, no? Alcuni sono già stati detti, la scarsa mobilità sociale, questo ascensore che non si muove, diversi soldi investiti nel patrimonio piuttosto che in imprese, in innovazione, eccetera, la scarsa fiducia, autostima, poca capacità di contare sul proprio futuro, il calo demografico e così via. Tutti stimoli o tutti i fattori che mi hanno fatto riflettere sia come amministratore, quindi come politico, come genitore e come cittadino, no? Una serie di esigenze che arrivano a seconda di questi tre ruoli, e che tipo di risposta ci possa essere e si possa leggere nella veste di politico, di genitore, di cittadino, no? La poca fiducia si tocca con mano, anche se in realtà poi segnali di ottimismo potrebbero esserci, la famiglia che non è più secondo i parametri di una volta, e il cittadino che poi spesso da solo è più solo di una volta, tra virgolette, quindi la facciamo breve. È vero che nel libro, nella parte finale, ci sono una serie di stimoli con cui guardare all'ottimismo, no? Poi tra l'altro straordinari, l'esempio lì della denuncia della morte delle persone, uno spaccato dell'italiano, insomma, che aspetta di denunciare la morte del parente stretto qualche mese, perché sa che viene approvata una legge per cui paga meno tasse, no? Poi il contrario non è stato così, c'è scritto nel libro. E poi mi piace anche molto l'esempio che in parte ha citato prima dell'esperimento in America, che hanno seguito i bambini, i 18.000 euro bambino all'anno, calcolato poi, questo non l'ha detto ma c'è nel libro, calcolato poi in termini economici il beneficio rende più di un bond, no? Per ogni singolo bambino. Allora la domanda mia è questa: alla fine ci sono 7, 8, 10 punti mi pare di cose da fare, no?
che principalmente riguardano l'istruzione, la formazione, la cultura, la scuola, ma la politica, la famiglia e il singolo cittadino cosa possono fare per avere un po' più di fiducia? Grazie. Lei mi fa veramente la domanda difficile, però io ho l'impressione, guardi, faccio una risposta basata sulla mia vita. Io ho vissuto, a parte a Firenze quando ero giovane, poi ho vissuto 9 anni a Bruxelles, 11-12 anni a Milano, poi a Roma, adesso sto a Roma e spesso vado a Milano tutte le settimane. Roma non ha visto la ripresa economica e vive, diciamo, uno stato di ansietà economica che Milano poteva vivere 6-7 anni fa. Il rapporto fra le persone è assolutamente aggressivo. C'è una fortissima sfiducia delle persone le une verso le altre. Questa amministrazione, che non è disastrata solo negli ultimi 2 anni da quando ci sono i 5 Stelle, ma prima scandali incredibili. Allora, la riflessione che mi viene da fare, ma è proprio molto terra-terra, è che questo problema della sfiducia degli uni verso gli altri nel nostro comportamento quotidiano in verità discende dall'alto, cioè se le istituzioni si comportano in maniera credibile, tale da generare fiducia, allora i cittadini iniziano ad avere più fiducia verso le istituzioni e dunque più fiducia gli uni verso gli altri. Devo dire che l'amministrazione di Pisapia, da questo punto di vista, ha fatto un miracolo a Milano, perché c'era questa chiara credibilità della persona, del modo in cui gestiva le cose, anche facendo scelte difficili. Aveva tagliato un sacco di servizi comunali perché i conti stavano messi malissimo, mentre prima c'era stata molta scandali di corruzione, e queste cose entrano nel comportamento delle persone, proprio nell'antropologia di ciascuno di noi, per canali di cui magari non ci accorgiamo neanche, ma in maniera potentissima, potentissima. E questo aspetto del potere dell'esempio è molto forte, e questo purtroppo lei si vede da Valdagno, voi lo sapete, voi l'avete capito, voi lo praticate. La politica italiana non lo ha capito, non lo pratica, e questo genera degli effetti. Cioè, non abbiamo parlato, è un tema, ne parlo abbastanza nell'ultimo capitolo, la dimensione media di impresa in Italia, no? Perché sono così piccole le aziende, cioè ha molto a che fare con la fiducia e il rapporto con lo Stato. Per quello mi pongo la domanda della questione meridionale se non sta diventando una domanda della questione italiana, perché naturalmente la capacità delle istituzioni di essere rispettate parte molto più alta al nord, però quando la politica italiana nazionale, cioè quando abbiamo questo spettacolo sotto gli occhi, è molto difficile, cioè il segnale che scende a valle è molto potente, Dunque proprio c'è una cosa, al di là delle cose che si fanno, è proprio si parte dal comportamento. Io direi questo, ma glielo dico veramente da osservazione banale tutti i giorni. Bene, penso sia stata una serata di grande soddisfazione, ringraziamo molto Federico. Grazie a voi. E come diceva Monica, il libro è a disposizione anche per la firma dell'autore, e se non mi ricordo male ci ritroviamo per un breve drink. Grazie ancora. Grazie a voi.